Bella la notizia della Corte Costituzionale che autorizza il Veneto a partecipare al dibattito all'interno ovviamente della Corte Costituzionale circa il ricorso presentato dalle regioni Sardegna, Campania, Puglia e Toscana per porre freno e quindi per fare in modo di invalidare la legge Calderoli e la legge sull'autonomia. Il nostro ruolo non sarà quello di fare gli avvocati difensori del governo che sono in grado assolutamente di argomentare e di difendere la legge Calderoli, ma di essere lì come parte terza e dire che se venisse meno la legge Calderoli noi saremmo danneggiati. E quindi andremo con le nostre argomentazioni a dire che noi semplicemente chiediamo l'applicazione della Costituzione, non vogliamo lasciare indietro nessuno, non puntiamo alla secessione dei ricchi come diciamo maldestramente qualcuno la vuole definire, ma semplicemente puntiamo a un efficientamento di questo paese, al fatto che ci sia più responsabilità e che il cittadino una volta per tutte non sia una comparsa nella vita degli altri, ma sia un attore protagonista nei propri territori, nel proprio vivere e soprattutto abbia dei servizi. Allora per questo andremo in Corte Costituzionale, in virtù dell'autorizzazione della Corte, a difendere anche le nostre ragioni come parte terza che comunque se non avesse la legge Calderoli non potrebbe in questa fase applicare ovviamente la richiesta di autonomia.